Siamo qua con Domenico Mannoni. Antonio Taras. Allora, voi siete capitati qui per caso oppure... Miracolo di internet. Io per caso ho accettato l'amicizia un anno fa, ma non sapevo neanche che cosa fosse. Ieri sono capitata a Santa Maria Cominas, degli miei amici me ne hanno parlato e oggi da Santa Teresa Gallura sono arrivato fin qua. Complimenti. Grazie. Allora, siete appassionati di arte, di che cosa? Facciamo arte, disegniamo, creiamo, manipoliamo. E lui praticamente è un artista in tutto e per tutto della videocamera, della cinepresa e di tutto ciò che praticamente fa parte del mondo del video. Perfetto, allora... La mia ditta si chiama Anto Art, ed è film e art. Allora, insomma, che fortunato sono anche, che sono con due artisti bravi. Che cosa hai fatto? Raccontaci un tuo lavoro. Ho prodotto un mediometraggio per il consorzio Stazzi di Gallura con interprete principale Gianluca Medas, che fa parte della compagnia Medas, che è la compagnia teatrale più antica in Sardegna, ed è un lavoro molto ben fatto con la regia di Ettore Cubeddu, però purtroppo dopo 3 anni che è stato finito è ancora dentro un cassetto. Vabbè, tu invece? Niente, io faccio trompale, lavoro con il mare, sono uno skipper, però per arrangiarmi, per salvare l'anno e salvarmi dall'inverno che a volte è un po' lungo, dipingo. Dipingi. Dove abitate voi? A Santa Teresa. Tu a Santa Teresa? Lungori, Santa Teresa. Lungo, tutte e due? Lungunesi. Vabbè, allora, l'ultima domanda. Molinedo è la prima volta che venite qua? Sì. Entra nella nostra storia. Entrerà come tappa fissa. Come tappa fissa. Anche perché la Sardegna pensavo di averla girata tutta, anzi sono convinto di averla girata tutta. E invece... Ha avuto per tanti anni una ditta Gallura Trekking e portava tutti i turisti da Santa Teresa in giro per tutta la Sardegna, però qua non era ancora. Ho un primato che ho girato la Sardegna in lungo e largo. Ho un primato in Sardegna di averla girata da Santa Teresa fino a Capospartivento, giù a Cagliari per 4 volte a piedi, utilizzando 4 percorsi diversi, uno tutto a est, uno nella zona centrale, uno un po' più a ovest e uno estremamente a ovest. Quindi sei anche un atleta? Ero un buon atleta, adesso faccio l'atleta da tavola. Vabbè, complimenti e bocca al lupo ancora. Grazie. Grazie. Grazie.